Qualcuno del Social Forum che vorrebbe prendere la parola? C'è Delio Purriga. Ecco. Viene Rosalba, dai. C'è il Social Forum. Vabbè, adesso La nostra presenza come Partito Sardo d'Azione documenta la nostra fermissima volontà di non permettere che il nostro territorio venga invaso da decisioni che non sono le nostre. La decisione di una centrale nucleare in un territorio bellissimo come il nostro, Santa Giusta, ma noi proveniamo anche da Cabras, non permetteremo mai che, ripeto, una decisione che non ci tocca e non ci deve toccare, perché noi siamo convintissimi ancora una volta che la Sardegna sia autosufficiente con le proprie fonti energetiche, sia dell'acqua sia delle fonti rinnovabili, che però vogliamo che vengano decise da noi. Ecco perché il punto focale di tutti i problemi che stanno sorgendo è la mancanza di sovranità, la mancanza di indipendenza. I sardi si devono rendere conto che tutto il malessere che è emerso in questi ultimi tempi, a partire dalla difficoltà delle nostre industrie, a partire dal marasma, della mancanza di trasparenza negli appalti che vengono portate dall'esterno e che ci costringono a dare le nostre risorse in cambio di che cosa? In cambio solamente di decisioni che ci rovinano. Ecco, io dico questo, noi dobbiamo essere convinti che se non siamo sovrani, noi dobbiamo sempre sopportare queste decisioni di lobbies, di multinazionali, estere e straniere intese anche quelle italiane, le quali per proprio uso e consumo decidono su un territorio che è il nostro e che non viene mai rispettato. Ecco, noi aspiriamo come sardisti a una unità di intenti, tutti quanti dobbiamo essere, noi tutti sardi, tutti siamo sardisti, tutti quanti, perché il sardismo, noi abbiamo detto sempre che il sardismo è diffuso in tutti noi, però il sardismo vuol dire che ci sia una volontà anche di stare insieme e lottare perché il nostro avvenire e l'avvenire dei nostri figli sia avvenire certo, un avvenire sicuro, un avvenire libero, un avvenire indipendente. Senza indipendenza noi saremo sempre servi e dovremo sempre lottare per liberarci di questi gravami imposti da chi ha solo interesse a livello economico e non ha altri interessi. Noi invece dobbiamo vedere i nostri figli che emigrano e quindi la situazione di un popolo che viene riconosciuto quando fa comodo nella sua identità di popolo, quando invece sono interessi, ripeto, superiori, tra virgolette, nel senso quelli interessi che ho parlato, interessi economici, allora noi siamo sempre considerati servi. Ecco, liberiamoci da questo colonialismo, liberiamoci da queste continue oppressioni, ancora le abbiamo. Prima mi è piaciuto sentire che gli amici, i compagni sardisti e indipendentisti che cantavano la procurare monetaria, quella è ancora viva e vitale, su quei fondamenti ancora noi dobbiamo vivere e continuare a lottare insieme perché il nostro popolo sia veramente libero e indipendente. bravo.